C'è una possibilità che le altre regioni hanno già esercitato, che è quella dei 7,5 centesimi massimo per litro di gasolio, non benzina, e direi che sarebbe una sconfitta, anche perché un territorio che paga 21 miliardi di tasse all'anno a Roma e le lascia lì si merita di avere indennizzi da Roma. Se Roma non aiuta il Veneto, toccherà ai veneti rimboccarsi le maniche e metterci il portafoglio. All'orizzonte una nuova accisa sul gasolio per istituire un fondo per interventi post-calamità e sostenere i cittadini interessati a un'assicurazione sulla prima casa contro le calamità naturali. I soldi da Roma arrivano a spot, mancano ancora 4 milioni di euro per le frontolo, ne sono attesi almeno 92 per il tornado della Riviera del Brenta. E allora bisogna arrangiarsi, l'idea non dispiace ai sindaci. Credo che quella del presidente Zaia sia una provocazione, credo che i soldi sia giusto che Refrontolo e la Riviera del Brenta li abbia dallo Stato, e se no ce li teniamo. Noi diamo il 100% delle nostre tasse allo Stato centrale e credo che in questi casi sia giusto trattenersi. È assolutamente importante costituire un fondo di solidarietà dei veneti nei confronti degli altri veneti, visto appunto l'abbandono da parte dello Stato, e questo si è potuto vedere con l'episodio tragico che è venuto appunto ad Olo, dove lo Stato ha risposto in minimissima parte rispetto a quello che può aver fatto la Regione. La proposta di Zaia arriva a poche ore dall'alluvione di Firenze, città del premier Renzi. Ma cosa succederà in Toscana? Sono curiosa di vedere come la storia andrà a finire con Firenze, perché questo sarà veramente una bella novità, vedere come lo Stato si comporta nei confronti della città di Firenze. Certo è che ai cittadini già tartassati dalle tasse un aumento del prezzo del gasolio non andrà giù facilmente. Così, tra tagli e sostituzioni delle vecchie accise, ecco le proposte dei primi cittadini. L'accisa si paga anche da tantissimi anni nei confronti anche della tragedia del Vajont, e io mi sto chiedendo dove sono andati a finire questi soldi che da 50 anni paghiamo, quindi magari perché non sostituirla a questo punto con qualcosa che rimanga a noi. Il Veneto ha dimostrato di essere efficiente, di saper anche scegliere, tagliare quando era necessario. Credo che sia opportuno che anche gli altri facciano la stessa cosa. Non credo che sia giusto che noi manteniamo il resto del paese per ancora tanti anni.